lui porta avanti un'opera, Nicola, vicino. Lui porta avanti l'opera dei Gedeoni, non so quanti di voi lo conoscono, e cerca persone che si impegnino per quest'opera. È un'opera bella, nel senso che comunque restando fermi, aggregandosi alla missione dei Gedeoni, comunque il membro di chiesa non ha niente, diciamo, di vincolante, ok? Resta comunque nella chiesa, però ci sono dei vantaggi che non sono trascurabili. Amen? Io passo la parola a Nicola. Vi saluto con la pace del Signore. Rappresento l'opera dei Gedeoni. Senti bene? Sì. Praticamente l'opera dei Gedeoni è nata nel 1889 in America dalla visione di due fratelli che si sono trovati senza saperlo, senza volerlo, una sera a condividere una stanza. C'era una sera di tempesta, si ripararono in un albergo. In quell'albergo c'era una sola camera e il proprietario ha detto: se ve la volete dividere, ve la dividete, tanto c'è un letto ciascuno. Questi, superato il primo imbarazzo, chiaramente ognuno andò verso il suo letto. Uno si inginocchiò da un lato, l'altro si inginocchiò dall'altro lato e pregarono e dissero: ah, sei credente pure tu? Sì, sono credente pure io. Sarebbe bello avere una Bibbia in un albergo, quando uno alla sera stanco arriva, a volte la lascia in macchina per la stanchezza che ha, sarebbe bello trovarla insieme. Allora in 100 e rotti anni, sarebbero 120 anni, quasi di più forse, sono stati iscritti 300.000, noi oggi sono 300.000 Gedeoni e relativi ausiliari, e praticamente sono state distribuite 1.800.000 copie di Bibbie gratuitamente in tutto il mondo. Sono persino state fatte delle traduzioni ad hoc, per esempio in certi villaggi dell'Africa, o per esempio la Bibbia in Albania era sconosciuta, è stata tradotta in albanese dai Gedeoni ed è stata data chiaramente gratuitamente stampata. Ora, da dove nasce questa visione di avere quest'opera? Nasce dal volere condividere la parola del Signore, di avere un peso per i perduti. Noi facciamo consulenza nelle prigioni, negli ospedali, nelle scuole, entriamo e diamo gratuitamente i Nuovi Testamenti, e lo sforzo che è stato del Signore Gesù Cristo è stato quello di farci conoscere l'amore del Padre. La parabola, per esempio, del figlio del prodigo è quella di farci conoscere l'amore del Padre, e chiaramente lo sforzo è stato quello di presentare un Dio che perdona, un Dio che ama, un Dio che è Padre. Se non c'è qualcuno che evangelizza nel senso di annunci la lieta novella, cioè il Vangelo, la salvezza per mezzo di Cristo, chiaramente il popolo perisce, non può avere conoscenza se non tramite la parola. Il Gedeone ha questa chiaramente prerogativa di voler annunciare il Vangelo ad ogni costo, e noi andiamo nelle prigioni, negli ospedali, io persino in Chiesa Cattolica, siamo stati benedetti in questo, perché abbiamo trovato un linguaggio nuovo, un linguaggio di annunciare Gesù senza ricorrere a dottrine. Normalmente il diavolo ci vuole mettere davanti una dottrina, ma diceva un pastore: quando tu hai un cane e ha l'osso in bocca, tu non puoi togliergli l'osso dalla bocca se prima non gli fai odorare la bistecca. Allora la bistecca è Gesù, la bistecca è l'amore di Dio, la bistecca è l'amore di Dio Padre. Quando Nicodemo andò da Gesù, le prime parole che Gesù disse:
proprio tu vieni a me a dirmi bisogna nascere di nuovo. Non è cambiando religione che noi abbiamo la salvezza, ma è nascendo di nuovo. Cioè dal cuore sgorgano o le cattiverie della vita o sgorgano le fonti della vita. Quindi la nuova nascita serve a questo. Senza nuova nascita non c'è salvezza e senza parola non c'è salvezza. Quindi io che cosa vi chiedo? Vi chiedo chiaramente interesse a quest'opera. Noi non ci consideriamo una chiesa, noi siamo un braccio esteso della chiesa, cioè significa dove a volte la chiesa non può arrivare, perché acquistare 1000, 2000 Nuovi Testamenti in un colpo costa, ci arrivano i Gedeoni. Organizziamo distribuzione in ospedale, significa 300 Nuovi Testamenti ogni settimana, se ne vanno in ospedale, perché poi o lo buttano o se lo portano a casa. Non possiamo dare un Nuovo Testamento in un letto di un ammalato e lasciarlo. Quindi nelle scuole 1000, 2000 Nuovi Testamenti in un colpo sono una cifra. Uno di questo minimo costerà 2 euro. Dovete considerare che Caltanissetta in 20 anni abbiamo dato 60.000 Nuovi Testamenti. È un impegno considerevole, questo grazie ai fratelli americani che chiaramente hanno dato più di noi. Quindi noi vi chiediamo preghiere, vi chiediamo sostegno finanziario, nel senso che lo stesso Gedeone si autotassa per 15 euro l'anno, quindi non è una cifra spropositata, è 3 euro l'assediaria. E vi chiediamo soprattutto preghiere e sostegno di morale. Cioè questi fratelli che da tutto il mondo oggi permettono a me di testimoniare qua dentro, chiaramente vanno incoraggiati, quindi più noi ci scriviamo più li incoraggiamo, cioè significa condividiamo l'opera. E quest'opera chiaramente è un'opera che è avulsa da ogni tipo di dottrina, cioè noi non andiamo in un'altra chiesa a dire che dottrina avete, no, noi ci compiacciamo del Cristo che è in voi. Io mi compiaccio del Cristo che è in voi e voi vi compiacerete del Cristo che è in me. In Cristo si incontrano le nazioni e questo è il motto di quest'opera dei Gedeoni. Quindi oggi ringrazio Maria Antonietta, ringrazio il pastore Carmelo, ringrazio tutti voi per l'attenzione e vi chiedo appunto se siete interessati di chiedere a noi per l'iscrizione, va bene? Un abbraccio.